oggi è stata veramente una grande opportunità per la nostra regione per mettere a terra tutto quello che è la rivoluzione copernicana a cui andremo incontro nei prossimi anni. Si tratta veramente di un cambiamento di paradigma su tutti i fronti, dalle nuove terapie che arriveranno, ma anche dal nostro nuovo approccio alla presa in carico e anche al supporto post-diagnostico. Il mese di settembre, 21 settembre, sappiamo che è la giornata mondiale per quanto riguarda l'Alzheimer e le demenze, ma nel mese di settembre insomma, ci sono tanti eventi che vogliono mettere il focus su questa patologia. Patologia in crescita, legata all'invecchiamento della popolazione sicuramente, però ha bisogno di interventi di vario tipo. Il convegno oggi è molto importante perché descrive la partecipazione del Veneto dal punto di vista delle linee di ricerca al Fondo Nazionale per l'Alzheimer. Ci sono 3 linee di ricerca, la prima dedicata alla diagnosi precoce dei pazienti con disturbo cognitivo lieve. Questa è una linea di ricerca particolarmente importante perché nel futuro dovremo identificare quel 10% dei pazienti che sono trattabili con le nuove terapie antiamiloide. La seconda linea di ricerca è molto importante perché ha a che fare con la teleriabilitazione e il Veneto è capofila con l'azienda ospedaliera di Padova, il CRIC, del progetto Informa, che è un progetto di stimolazione cognitiva in teleriabilitazione che verrà distribuito a livello nazionale. E la terza linea di ricerca ha a che fare invece con lo sviluppo di gruppi di supporto psicosociale per pazienti che hanno ricevuto la diagnosi e che devono negli anni successivi vivere e convivere con questa patologia di grande impatto psicosociale. E questi 3 ambiti saranno veramente il punto di innovazione perché metteremo a terra una raccolta di dati condivisa, una raccolta di dati che poi ci permetterà a livello regionale di accogliere tutta una serie di variabili che ci permetteranno di stimare finalmente quanti saranno i pazienti che evolveranno in demenza. Stamattina si è parlato tanto di prevenzione nell'ambito del progetto europeo, un progetto europeo che seguo in prima persona, che è il progetto JDELT, che è una joint action europea che affronta il tema della demenza e delle altre malattie neurologiche con la partecipazione di ben 17 paesi europei che collaborano insieme sui temi progettuali. L'importanza di questi eventi è per conoscere esattamente quello che sta succedendo. In particolare in questo caso il Ministero ha stanziato una rilevante quota economica per dei fondi che non sono per la ricerca, ma sono per migliorare l'assistenza dei pazienti che hanno disturbi neurocognitivi. Quindi è molto importante capire cosa sta succedendo perché non in tutte le aziende, non in tutti gli ospedali si fanno le stesse tipi di avanzamenti, lo stesso tipo di ricerche. Quindi per capire cosa fanno gli altri, cosa sta succedendo, dove andremo, ad esempio con le nuove terapie biologiche è importante trovarsi e capirsi. A questo meeting ci sono tutti i referenti del CDCD, quindi praticamente tutti i referenti del Veneto e questi confronti ci aiutano, 1 a formarci, 2 a fare una sorta di mappatura, 3 a capire quali possono essere le interazioni e soprattutto quanto noi mettiamo a disposizione come centri un po' più specializzati per quei centri che avrebbero bisogno di un supporto nella diagnosi, visto che la malattia necessita di una diagnosi biologica. L'innovazione sarà proprio coinvolgere anche le radiologie, le neuroradiologie, le medicine nucleari, la genetica, perché abbiamo visto che non è più sufficiente lavorare come un tempo. Quindi oggi abbiamo diffuso un nuovo paradigma e un nuovo modo di affrontare la malattia. È fondamentale sensibilizzare, informare, ma soprattutto io credo dare gli indirizzi e le indicazioni più corrette, più giuste alle persone. Già quando c'è una diagnosi di questo tipo io credo si entra in un vortice. È giusto che la persona e la famiglia siano accompagnati rispetto ai servizi che ci sono e quindi non debbano invece un po' arrangiarsi da soli e non debbano insomma pensare di bussare 5.000 porte, ma capire già qual è il set assistenziale più giusto, più idoneo per quella fase, per quella persona. Dobbiamo avere uno sguardo che va al di là di tutta quella che è anche la vita del paziente dopo che riceve una notizia di questo tipo. E quindi la sensibilità si alza molto perché queste patologie ovviamente sono una priorità di sanità pubblica.